manco male che adesso si ride. Abbiamo Marco. Buonasera Marco. Sì, scusi, la saluto. Sì, la no, sei in saluto, che saluto, sono in diretta da un'altra parte, grazie. Però. Grazie, arrivederci. Scusate, ciao. Buonasera ciao, Marco, ciao, che piacere ciao, risentirti e ritrovarti. Ciao Alessandro, che saluto tra Sì, l'altro. salutiamo Masson Nicolò. Saluto anche, che lo vedo inquadrato adesso, Stefano Bizzotto. Ciao Stefano, è un piacere rivederti. Saluto Variale, Davide Cailotto, Alessio Facincani, che saluto. Quello lo tra salutiamo l'altro. davvero perché ci sta seguendo. Ero al Con telefono in un'altra trasmissione, ero al telefono con la Melevisione, col Fantabosco, che saluto tra l'altro. Ero in collegamento con l'Orco Rubio, che saluto tra l'altro. E parli di calcio anche con l'Orco Rubio? Certamente, perché è un grande intenditore di calcio, che saluto tra l'altro. Ma niente, come ho avuto modo di dire, ieri sono intervenuto a CSI Sandra, se ti ricordi bene, ho avuto proprio modo di dire anche lì, proprio parlando della partita di ieri, che secondo me, proprio andando a analizzare il contatto, che saluto tra l'altro, che c'è stato in area su Zaccagni, a mio parere era sicuramente un rigore, secondo me. L'ho detto, se ti ricordi bene, Alessandro, ancora la settimana scorsa, in tempi non sospetti, e se ti ricordi l'ho detto anche a Ciao Darwin Comela, se ti ricordi. Ma che trasmissione! L'ho visto anche danzando con uno stoccafisso. No, scusa. Lo presenta Mili Carlucci o qualcun altro? Quelle lì sono trasmissioni anche un po' frivoli, se vogliamo. Però io intervengo anche a trasmissioni anche un po' più di cultura. Sono intervenuto, ad esempio, proprio la settimana scorsa a Ballarò, appena mi passa la carne grea. Non ci posso credere. Ma non è futuro, Ballarò, vabbè. Anche perché, scusa Repice, che vedo inquadrato adesso, che salutiamo anche lui Repice, ma non c'è. Poi è l'acido lattico, che alla mattina è il caffè lattico, e ho avuto modo di dire anche la stessa cosa a tale quale il Postin. La trasmissione che, diciamo, è il seguito di cosa si occupa? È il seguito di mia moglie era incinta. Ho avuto modo di dirlo proprio questa mattina, quando sono intervenuto alla trasmissione radiofonica Aliti da Cassoneto. La mattina presto, vero? Però... No, l'ho chiesto anche a Diletta Leotta. Che quella la saluteremo volentieri, insomma, è anche qualcosa... Scusa, ma cos'è che hai chiesto a Diletta Leotta? Ma a Diletta Leotta gli ho detto: come farai tu a Natale ad andare, insomma, a pranzo con i tuoi, che hai due cose fuori dal comune. Scusa se rispondo che ho mandato un tweet a Giarino, questo sconosciuto. Scusa, salutiamo le cave di Giarino. Scusa, mi sta chiamando la trasmissione. Bogoni da corsa, un attimo. Bogoni da corsa. Grazie, sì. Volevo anche invitarli, faccio una mia trasmissione, diciamo, in diretta su Facebook, non sapevo di essere Marco, che saluto tra l'altro. Sei tu. Da non confondere con quell'altra che curo, che è mia suocera un ciodo. Io credo che si sia confuso con quello che mi assomiglia, effettivamente quello mi assomiglia, che conduce la trasmissione Ho mangiato un panarotto, che saluto tra l'altro. Ma che trasmissione guarda? Parla diciamo, gli effetti collaterali se tu per caso, insomma, pensi che sia una caramella moretone. Una cammina, scusi. E invece è un panarotto, ecco. Succede molto spesso, soprattutto tra, insomma, i bambini che pensano, ad esempio, che sia una Mao e magari è il Dado Knorr, per esempio. Che schifezza. Ma penso, chiedo scusa, che si riferisca, adesso ho capito, alla persona che mi assomiglia, e me lo dicono in tanti, che saluto tra l'altro, quello che conduce la trasmissione Paletò Imbarazzanti. Dovrebbe essere qui. Adesso io vi devo salutare, che saluto tra l'altro. Salutiamo che saluta. Grazie Marco. Sì, prego Marco. Scusa, devo andare, non sapevo di essere incinta, la Zise. Ecco. La Zise.